Un quarantenne tunisino ha tentato di fuggire dall'aula del Tribunale di Padova durante il processo per direttissima per inottemperanza al divieto di dimora, tentata rapina impropria in flagranza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesioni personali a pubblico ufficiale. I due agenti della volante presenti in aula sono riusciti a bloccarlo subito, anche con l'aiuto di una collega in servizio al Palazzo di Giustizia. Riportato in aula è stato denunciato anche per tentata evasione. I suoi guai erano cominciati mercoledì pomeriggio in un negozio di elettrodomestici di via Venezia, dove era stato scoperto mentre tentava di portare via della merce. L'addetto alla sicurezza lo aveva consegnato agli agenti delle volanti. Questi, dopo essere stati più volte colpiti dal quarantenne con calci, pugni e sputi, lo hanno portato in questura, dove è emerso a suo carico un rintraccio per l'esecuzione di una misura cautelare in carcere per violenza sessuale. Stamattina pensava di farla franca, proprio davanti al giudice.